buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Iniziamo il nostro Focus TG con i fatti principali della giornata, la cronaca, l'attualità, la politica da tutto il nord-est. Primo venerdì del nuovo anno, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto. Ci sono degli incendi un po' in tutto il Triveneto e poi atti di vandalismo. Fra poco ci collegheremo con Spinea. La questione della sicurezza declinata in tutte le sue forme, da Treviso a Padova, e ancora la questione dei Panevin che interseca più piani, il piano della tradizione con quello della qualità dell'aria. Sarà un viaggio quindi attraverso il nostro nord-est, poi ampio spazio all'altopiano dei 7 comuni. Ci collegheremo con Gaglio, dove dopo diversi mesi riapre una strada molto importante che era stata interessata da una violentissima esplosione. Ma iniziamo da Rosà, dove è stata una notte di mobilitazione per i vigili del fuoco. Rosà. Incendio di una vecchia abitazione a Rosà, in via Martiri di Marzabotto. I pompieri sono intervenuti durante la notte. A fuoco una casa da ristrutturare, attualmente adibita a magazzino. Nessuna persona è rimasta ferita. L'abitazione, all'arrivo della prima squadra accorsa dal vicino distaccamento di Bassano del Grappa, era completamente avvolta dalle fiamme. In supporto anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza e i volontari di Tiene, per un totale di 3 autopompe, 3 autobotti, l'autoscala e 15 operatori. Le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare che il rogo si estendesse a una casa attigua, solo lambita dalle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba. Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Tra l'altro in questa edizione di Focus TG vi daremo tutti gli aggiornamenti sul caso di Sandra Pegoraro, la 52enne ossa scampata ad un femminicidio nel 2022 e investita poco prima di Natale a Ponte Vigo d'Arzere, un dramma nel dramma. Ma prima ve l'ho preannunciato, una serie di atti vandalici che ci porta a Spinea, dove il comune ha deciso di adottare delle contromisure, ma ci racconta tutto, la vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio da Spinea. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Spinea, all'interno del parco Nuove Gemme, sul retro del pattinodromo. Vi spiego in sintesi cosa è successo e poi diamo subito la parola al vice sindaco di Spinea, Emanuele Di Tadi. Le immagini che state vedendo, grazie alla telecamera di Sandro Ponchio, stanno riprendendo un punto in cui dei minorenni che non sono nuovi diciamo in zona e che sono già attenzionati anche dalle forze dell'ordine che li stanno seguendo in quanto facenti parte di situazioni al limite, hanno dato fuoco a del legno, dei pezzi di legno proprio qui all'interno di questo diciamo vano, un vano che è inutilizzato, ma non è un episodio nuovo, perché già il 27 dicembre ci sono stati 2 episodi simili e con tutta probabilità, ovviamente stanno anche cercando di far luce su questo i carabinieri, per mano delle stesse persone. Allora, eccoci qui insieme al vice sindaco. Vice sindaco, che cosa succede? E soprattutto vi stiamo dicendo che il comune, come avevi anticipato anche tu Cristian, sta già correndo ai ripari. Sì, allora noi siamo intervenuti subito, fin dall'inizio. Il primo danno è successo appunto il giorno 27, sono proprio intervenuto io personalmente e poi è intervenuto anche ieri per una seconda volta anche il sindaco Bevilacqua, e niente, adesso ci siamo adoperati per chiudere questo ricettacolo che è diventato appunto un covo di ragazzate, praticamente vengono qui la notte
e probabilmente per passare il loro tempo si mettono a creare danni a quelli che sono gli immobili, i danni appunto agli edifici pubblici. Non è successo solo qui, hanno cercato anche di entrare all'interno delle palestre. La cosa importante è che da parte nostra noi ci siamo già mossi fin dall'inizio per innanzitutto incrementare quella che è la videosorveglianza. In questo caso qui, nella fattispecie, adesso abbiamo appunto con gli operai chiuso questo varco, è una chiusura ovviamente provvisoria e adesso ci stiamo adoperando perché è necessaria ovviamente l'autorizzazione paesaggistica per poi chiudere definitivamente in muratura questo angolo qua che verrà ovviamente riqualificato, anche perché una cosa importante, noi ad agosto abbiamo portato a casa 2 contributi importanti per il patinodromo perché andremo ad efficientarlo, quindi non solo la parte di efficientamento energetico della struttura ma andremo anche a riqualificarlo anche in vista poi della conclusione dei lavori della nuova scuola media, che come potete vedere c'è il cantiere qui a fianco dove verrà creato un varco e un accesso nuovo al parco. Quindi tutta quest'area qua, che comunque è sempre stata un'area isolata per anni, adesso diventerà comunque un'area, diciamo un presidio di controllo naturale e anche un nuovo accesso al Parco Nuove Gemme. Ecco Sindaco, anche attraverso il gruppo Facebook di Spinea molti residenti hanno espresso i loro timori perché dicono qui ci sono anche molti alberi, molto altro legno, in questo caso non ci sono stati danni consistenti, però si sarebbero potuti verificare, quindi c'è anche timore. Certo, assolutamente. La cosa importante è che le forze dell'ordine sono al corrente, sanno chi sono e quindi la situazione è monitorata dalle forze dell'ordine, quindi lasciamo che ovviamente giustamente le forze dell'ordine facciano il loro lavoro, che è sotto controllo comunque. Fatto sta che ora vediamo gli operai del comune di Spinea che sono al lavoro, ora si chiuderà il tempo qualche ora e non potranno più avere accesso, dopodiché ci saranno dei lavori definitivi più importanti. Assolutamente, appunto, verrà chiusa una muratura e anzi questo spazio poi magari verrà utilizzato proprio per chi utilizza appunto il patinodromo come magazzino, quindi verrà comunque riqualificato tutta quest'area qua, proprio in considerazione del fatto che qui avremo una nuova scuola media. Ecco, la speranza è che nel frattempo non cerchino altri luoghi dove poter mettere in atto questi atti vandalici. Assolutamente, comunque ripeto, le forze dell'ordine sanno chi sono e la situazione è monitorata e sotto controllo da parte delle autorità giudiziarie. Grazie al vice sindaco di Spinea, da Spinea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie infinite Ilaria Marchiori con il nostro Sandro Ponchio da Spinea. Noi adesso andiamo nel Vicentino a Montecchio Maggiore per un veicolo rubato che è stato intercettato dalla polizia locale di Castelli dopo un inseguimento per le vie della città. È stato arrestato il conducente, ma ci aggiorna su tutto la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Un veicolo rubato, rintracciato grazie ai targa system che ne hanno segnalato il passaggio. Così gli agenti della Polizia Locale dei Castelli si sono subito messi sulle tracce del mezzo risultato rubato ad una ditta una decina di giorni prima, riuscendo a intercettarlo in Viale Europa. Alla vista della pattuglia, il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga accelerando. Ha provato ad allontanarsi ad alta velocità, procedendo in direzione nord, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica e degli utenti della strada. Dopo un inseguimento di una decina di minuti per varie vie della città, il veicolo è stato fermato in zona San Vitale. Nonostante ciò, il fuggitivo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Identificato, è stato arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Nell'abitacolo è stata rinvenuta della cocaina ritenuta ad uso personale del sospettato, che è stato anche segnalato alla Prefettura di Vicenza come consumatore di sostanze stupefacenti, con il conseguente immediato ritiro della patente. Nell'anno 2024 abbiamo implementato questo sistema mettendo a bilancio 130.000 euro che saranno quest'anno installate nuove telecamere per dare più sicurezza e più senso di sicurezza anche ai nostri cittadini. Quindi questo un grande applauso ai nostri vigili e il nostro sistema che abbiamo messo in essere. La Procura di Padova indaga per omicidio stradale dopo la morte di Sandra Pegoraro, la 52enne ossa scampata a un femminicidio nel 2022 e investita lo scorso 22 dicembre a Ponte Vigo d'Arzere, una vicenda davvero tragica.
È indagata per omicidio stradale la donna di 56 anni che la sera del 22 dicembre ha investito Sandra Pegoraro mentre attraversava la strada in via Ponte Vigo d'Arzare. La 52enne, operatrice sociosanitaria, è morta dopo 10 giorni di coma a causa delle gravi ferite riportate. La procura ha così aperto un fascicolo di indagine. I testimoni, sentiti subito dopo l'incidente, avevano raccontato che la donna, alla guida della T-Roc che ha investito Sandra Pegoraro, si era subito fermata a prestare soccorso. La sera dell'incidente pioveva e l'asfalto era umido, forse una condizione che potrebbe aver provocato l'impatto. Una vicenda tragica ma anche particolarmente triste, quella di Sandra Pegoraro. L'operatrice sociosanitaria a maggio del 2022 era sopravvissuta ad un tentato femminicidio in carcere. L'ex compagno Stefano Fattorelli, 51enne, che già nel 1999 in provincia di Verona aveva ucciso una donna con 33 coltellate. L'uomo nel 2022 aveva coltellato anche Sandra, sua ex compagna, che però era riuscita a salvarsi. Dopo un lungo periodo la donna aveva ripreso a fatica la vita normale, diventando un simbolo per tutte le altre donne come lei scampate ai femminicidi. La 52enne è stata investita dopo il turno di lavoro mentre stava andando a mangiare in un locale poco lontano da casa, in un punto di via Ponte Vigo d'Arzare, dove già nel maggio del 2022 c'era stato un altro grave incidente. Un'anziana a passeggio con un'amica era stata investita da un'automobile ed era morta dopo 2 mesi. E ora questo nuovo incidente per il quale il destino non ha lasciato scampo a Sandra. Ve l'ho preannunciato in apertura il collegamento con l'altopiano di Asiago, a Gaglio in particolare, dove è stata riaperta un'importante arteria a 3 mesi dall'esplosione. Ve la ricorderete, è costata la vita al medico in pensione Luigi Rossato. È sul posto la nostra Vanessa Banzato con Andrea Benetti. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Assieme a me la sindaca di Gaglio, Marinella Sambugaro, perché proprio nelle prossime ore verrà riaperta, come hai accennato tu, via EC, in questo tratto dove il 1° ottobre 2024 ci fu una vera e propria tragedia. Un tubo del metano venne guastato durante alcuni lavori di scavo sulla strada, venne causata un'esplosione tremenda che portò alla morte del medico 72enne Luigi Rossato. Lavori ne sono stati fatti tanti, oggi finalmente si può procedere verso quella che è la riapertura della strada, ma in realtà è un po' una riapertura che significa anche davvero una chiusura di un periodo tremendo che ha vissuto l'intera comunità, sindaca. Tra l'altro lei ha detto una comunità di cui sono sempre stata orgogliosa. E questo lo ribadisco perché sono stata orgogliosa nei momenti della tragedia, ma anche adesso perché hanno rispettato tutte le regole, hanno portato tutti pazienza per questo disagio. Non sono stati provocati incidenti e quindi grazie a loro, grazie a tutti i cittadini ma anche agli ospiti che hanno rispettato queste regole, si sono pazientati malgrado non ci fosse l'agibilità delle 2 corsie, quindi lo ribadisco. E finalmente chiudiamo un capitolo tragico, un capitolo doloroso. Il dolore rimane perché siamo sempre vicino a una famiglia che ha subito non solo la grande perdita ma si è trovata senza niente nel giro di poche ore, quindi il dolore rimane, però possiamo anche guardare oltre finalmente e ritornare alla normalità. È una parola grande, ma un po' alla normalità finalmente ritorniamo. Ecco. Nelle prossime ore verrà riaperta totalmente la strada, come funziona? Allora, stanno ripristinando adesso le buche create e poi asfalteranno, in serata dovrebbe essere aperta tutta la carreggiata. È stato regolato il flusso del traffico con semaforo a flusso alternato per questi 3 mesi, quindi insomma 3 mesi di pesanti disagi anche per chi vuole raggiungere una parte o l'altra dell'altopiano. Certo, sono stati proprio questo senso alternato che ha creato dei disagi, fortunatamente dei disagi che sono stati anche limitati, diciamo. Per fortuna non ha nevicato tanto perché la neve se no portava ancora più disagi e quindi abbiamo un po' gestito. Stamattina c'è anche il vigile delle 7:30 qua che regola un po' il traffico oltre i semafori e abbiamo tutto in sicurezza e tutto sotto controllo. Certo è che vedere adesso quel vuoto che resta di una casa andata
improvvisamente totalmente distrutta, perché è stata una cosa davvero improvvisa, una tragedia totalmente inaspettata, totalmente inimmaginabile, che ha portato appunto alla morte di Rossato. Vedere quella voragine, quel buco adesso fa male. Fa male, resta come c'è il buco, lo vedete voi, c'è anche il buco nel cuore dei cittadini, nel cuore di chi ha conosciuto questo dottor Rossato e la loro famiglia. Quindi il dolore rimane, abbiamo detto che il dolore sarà sempre grande, il tempo allieverà un po' il dolore, però ci sarà sempre perché quel vuoto rimarrà. Lei li ha sentiti? È riuscito a sentire la famiglia in questi giorni? Allora io gli ho mandato un messaggio perché non voglio andare oltre, è un momento, il Natale, dove ci si trova in famiglia ed è difficoltoso perché ha una mancanza di malattia e figuriamoci una mancanza così, una mancanza di una casa, una mancanza di un caro. Stanno un po', poco alla volta, goccia dopo goccia, ripristinando la normalità. Ci vuole tanto tempo e noi gli siamo vicini e auguriamo loro ogni bene. Ecco, una comunità, Segretario Cristian, che è sempre stata vicina alla famiglia Rossato, e adesso si attendono queste prossime ore in cui la strada via Eck in questo tratto sarà totalmente riaperta e di conseguenza anche il traffico potrà continuare a fluire senza alcun intoppo proprio qui a 2 passi dal centro di Gallio. E dall'altopiano è tutto. Cristian, ti ricevo la linea. Grazie infinite Vanessa Banzato con Andrea Benetti dall'altopiano dei 7 comuni. Adesso noi andiamo nella Marca trevigiana a Monastir, dove è cordoglio profondo per la morte improvvisa di una 41enne, Sara Pellin, grande fan dei Pooh. Era parente di Angelo Pellin, il 18enne morto 3 anni fa sempre a Monastir in un terribile incidente stradale. Colta da malore in casa senza avere il tempo di chiedere aiuto, è morta così a Monastir Sara Pellin, 41 anni, parente dell'omonima famiglia di autotrasportatori e cugina del papà di Angelo, il 18enne, morto nel marzo del 2021 finendo fuori strada con lo scooter. Sara era conosciuta anche per la grande passione per i Pooh, di cui era fan da sempre. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando nella casa di via Roma sono arrivate l'automedica, l'ambulanza e i carabinieri. La donna è stata trovata riversa a terra. Stando alla ricostruzione dei soccorritori, Sara si sarebbe alzata da una poltrona sentendosi poi male. Il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento, al massimo al giorno precedente. Il via vai dei soccorsi e infine del furgoncino delle onoranze funebri ha attirato l'attenzione di chi transitava in quel punto centrale del paese e conosceva la 41enne rimasta sola da un paio d'anni dopo la scomparsa nel 2023 di papà Albino. La mamma Ivana è morta invece una decina d'anni fa. Nei social con gli amici e i parenti, Sara, figlia unica, ricordava spesso con affetto e nostalgia i genitori. In un post della vigilia di Natale appena trascorsa, la mancanza si mischiava al senso di gratitudine. Vi voglio un bene immenso, scriveva la 41enne, anche se il destino ci ha voluto separare troppo presto. La grande passione di Sara erano le canzoni, i concerti dei Pooh, che seguiva da sempre con altri amici fan della band, Red, Dodi, Roby, Riccardo e poi Stefano Dorazio, scomparso nel 2020. I sorrisi nelle foto accanto ai suoi idoli resteranno nel cuore di chi la conosceva. Una morte prematura che ha colpito la comunità di Monastir, a nome della quale la sindaca Paola Moro ha espresso cordoglio e vicinanza. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Silea, e vi possiamo mostrare un'immagine, hanno tratto in arresto uno straniero 23enne residente nell'Opitergino con precedenti di polizia, responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Alle 15:30 circa il giovane è entrato all'interno dello Sportler, uno dei negozi più noti dell'area commerciale di Treviso Sud, e qui sarebbe impossessato di un paio di pantaloni del valore commerciale di 140 euro, danneggiandone la placca antitaccheggio. Poi si è allontanato e si è dato alla fuga, ma poco dopo è stato intercettato dai carabinieri di Silea. Nel momento in cui è stato fermato, per l'appunto quest'uomo 23enne
straniero residente nell'Opitergino è stato trovato in possesso di un cacciavite e di altri oggetti che solitamente vengono utilizzati negli scassi, nei furti, e da qui appunto la denuncia ieri pomeriggio a Silea. Rimaniamo nel Trevigiano per un altro episodio di cronaca, un brutto episodio con un 43enne che è stato arrestato dalla polizia perché ha picchiato la madre e il padre. L'ennesima lite in famiglia, poi la violenza nei confronti dei genitori colpiti con calci, pugni e schiaffi, l'ultimo colpo bloccato dal tempestivo intervento degli agenti della questura avvertiti da una vicina preoccupata per le grida provenienti dalla casa accanto. Tutto succede il pomeriggio del 31 dicembre quando la volante arriva sul posto, il figlio 43 anni in stato di alterazione alcolica sta urlando e minacciando i genitori ultra 65enni, tenta anche di colpire con una sberla la madre, ma l'intervento di un poliziotto evita l'aggressione. L'uomo, che era stato già denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia e nei confronti del quale il questore di Treviso nella primavera 2024 aveva emesso un provvedimento di ammonimento, è stato arrestato. Era invece stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa il 40enne straniero che nel tardo pomeriggio del 1 gennaio è stato arrestato dai carabinieri di Villorba, intervenuti in un'abitazione di Spresiano dove vive la moglie dell'uomo. Il 40enne, con un futile pretesto, è riuscito ad entrare in casa senza però poi volersene andare. In mattinata l'udienza per direttissima si è conclusa con la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. I temi della sicurezza sempre in primo piano e non potrebbe essere altrimenti, soprattutto a Treviso dopo i fatti tragici di via Castelmenardo con un 22enne Francesco Favaretto aggredito e ucciso, un fatto per l'appunto tragico che ha interrogato anche l'opinione pubblica e che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, un dibattito sociale, civile ma chiaramente politico. Siamo in grado di collegarci adesso con Casugana, con la nostra Daniela Sizzia che si trova con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Vedo con loro anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Daniela, buongiorno. Buongiorno Cristian e buongiorno anche ai telespettatori. L'hai detto tu, tema sicurezza ovviamente in primo piano qua a Treviso dopo gli ultimi episodi di risse, aggressioni, di baby gang, poi vittime. Per lo più sono minorenni, una situazione che preoccupa non poco non solo le forze dell'ordine, non solo le istituzioni, ma anche gli stessi cittadini che ci dicono ci sono alcuni punti critici di Treviso e la sera è difficile, preoccupa soprattutto dopo gli ultimi episodi, come avevi detto tu, soprattutto dopo la tragedia avvenuta in via Castelmenardo. Sindaco, ormai insomma il problema sicurezza qua a Treviso è un problema che va discusso e ci diceva l'Ascom anche monitorato. Sì, è un problema che va soprattutto risolto, lo dobbiamo per i nostri cittadini. Ci tengo a sottolineare che non è un problema esclusivamente trevigiano, è un problema nazionale. Vediamo immagini e leggiamo rassegne stampa da tutte le città d'Italia, forse anche peggio della nostra città, però sono episodi di violenza ai quali non vogliamo abituarci e soprattutto che vogliamo contrastare. Dobbiamo anche prendere atto che quasi tutti gli episodi di violenza sono riconducibili a stranieri o di prima o di seconda generazione, che cambia poco, e quindi è evidente che c'è un problema di integrazione mancata o c'è un problema di integrazione non voluta, perché ci sono degli atteggiamenti di sfida, di arroganza, soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine e anche nei confronti ovviamente delle vittime, che ti fanno capire che queste persone non hanno alcuna intenzione di integrarsi. Allora l'appello che io faccio al governo è quello che se nel territorio vengono distribuite queste comunità straniere devono darci anche gli strumenti per poterci difendere, e poi bisogna ridisegnare le regole del gioco. Servono poche regole rispettate da tutti, ma soprattutto serve la certezza della pena, perché oggi in Italia è brutto da dire ma vige la certezza della non pena. Qui tutti sanno che possono addirittura prendere in giro o mancare di rispetto alle forze dell'ordine, tanto bene o male non gli succede niente. Credo che questo è un qualcosa su cui dobbiamo lavorare con il governo, sul quale dobbiamo portare delle migliorie, perché diversamente sarà sempre più complicato
far tornare la serenità nelle nostre città. Ecco, fra l'altro lei ci diceva, sindaco, abbiamo anche una caserma, la Serena, dove insomma ci sono tanti, forse troppi ospiti extracomunitari. Ne contiamo 700 in questo momento, ci sono tante etnie ospitate all'interno della stessa struttura, sono troppe, decisamente troppe, e quindi io capisco le esigenze del governo di distribuire nei territori queste persone. È altrettanto vero che se tu le distribuisci in maniera così massiccia devi dare la possibilità alle comunità di mantenere l'ordine e in alcuni casi anche di difendersi, perché non sono più tollerabili certe situazioni. Io sono chiamato a difendere la mia di comunità e quindi chiedo un supporto importante di forze dell'ordine, ma soprattutto chiedo che vengano riscritte le regole, devono essere rispettate da tutti e deve esserci la certezza della pena. E fra l'altro c'è stata una rissa proprio di recente. Sì, c'è stata una rissa tra ospiti della caserma Serena e gli ospiti di un altro centro di accoglienza. Francamente mi interessa poco da che centro arrivino, mi interessa però che hanno tolto la serenità nella nostra comunità, una cosa che io non voglio in alcun modo accettare e che combatterò con tutte le forze. Altrettanto vero che dai furti in abitazione alle risse e ai fenomeni di baby gang, tutti questi fenomeni sono riconducibili a stranieri di prima o seconda generazione. Questo è il momento di agire, ce lo chiedono i nostri cittadini e noi dobbiamo lavorare per garantire la sicurezza, perché i nostri cittadini pagano le tasse ed è giusto che nelle loro città si sentano sicuri. Vogliamo ricordare che cosa chiedete voi al governo? Noi chiediamo innanzitutto, per tamponare la situazione, chiediamo un maggiore numero di forze dell'ordine nel nostro territorio e in secondo luogo chiediamo che vengano ridisegnate le regole del gioco con poche regole, rispettate da tutti e soprattutto la certezza della pena. Sindaco, ed una risposta celere in questa situazione che è di vera emergenza? Sì, noi non abbiamo tempo da perdere. Quando si parla della sicurezza nelle nostre città si parla di sicurezza dei nostri cittadini, che è forse l'elemento più importante all'interno di una comunità. Episodi come quelli che sono successi a Treviso e in tutte le altre città minano la percezione di sicurezza, ma in questo caso minano anche la sicurezza reale e quindi io credo che noi siamo chiamati a rispondere, a servire la nostra comunità, che oggi ci chiede una risposta importante. Per dare risposte oggi servono forze dell'ordine, quindi dobbiamo riempire le nostre città non di stranieri ma di forze dell'ordine. Grazie davvero sindaco. Cristian, da Treviso è tutto, ti cedo nuovamente la linea. Daniela, grazie infinite a te Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica e al sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, ma vi ricordo anche presidente dell'ANCI del Veneto. Tra l'altro proprio in questi minuti l'ANSA regionale batte delle dichiarazioni di Zaia che dice più forze dell'ordine nelle zone calde del Veneto, oltre l'aspetto educativo rafforzare prevenzione e deterrenza. Desidero, dice Zaia, unire la mia voce a quella di tanti sindaci veneti che di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro comuni chiedono aiuto alle istituzioni nazionali perché vengano reperite e inviate nelle zone calde più forze dell'ordine. Quindi sono dichiarazioni che arrivano proprio puntuali e dopo quello che avete sentito, dopo l'appello di Mario Conte. Quindi possiamo dire che Mario Conte e Luca Zaia stanno giocando di sponda su questo tema. Tra l'altro vi do anche l'apertura, perché è chiaro che qui il tema è anche politico. Vi do l'apertura del Gazzettino online che gioca sulla politica, elezioni, la Lega studia lo strappo da Fratelli d'Italia, corsa solitaria e Mario Conte come candidato. Non possiamo permetterci di perdere il Veneto. È un'ipotesi che insomma gira da mesi, da settimane, è un'ipotesi che è stata analizzata e discussa molto spesso all'interno dei nostri talk show, però insomma resta questa suggestione in un giorno in cui arriva parte dal Veneto un forte appello al governo sul fronte della sicurezza. Questo quindi è il quadro. E a proposito di sicurezza ci spostiamo a Mestre per lo sfogo del titolare della Melia Romana, uno dei locali più noti di Mestre, che ha subito 2 aggressioni in 48 ore nel mirino, sempre dello stesso malvivente.
Mi sembra di andare in guerra, io non sto più andando al lavoro, la mia famiglia mi vede uscire, mia compagna non dorme più la notte perché è preoccupata, mia figlia è uguale. Abbiamo paura e non sappiamo come difenderci, cioè cosa succede qua? Che poi io devo difendermi e devo aspettare che mi dà una coltellata per primo per potermi difendere. Così Luca Serpente, dopo la doppia aggressione subita a Capodanno e la sera del 30 dicembre nel suo locale di Mestre, l'Amelia Romana, lungo via Giustizia tra la stazione dei treni via Milanese. Il 31 sera arriva qua alle 10:30 circa con un mattone gigantesco in mano, un foratino che viene fermato da dei clienti e costretto a lasciare il mattone fuori perché stava entrando dentro col mattone. Te ne devi andare, te ne devi andare. Picchiato da uno sbandato di origine congolese, minacciato insieme ai clienti anche con questo mattone come ripicca per non avergli offerto da bere al banco come preteso invece dall'aggressore. Dove lui comunque mi viene addosso, mi butta giù il telefono, anche lì insomma mi ha procurato delle scoriazioni, delle ecchimosi. Sono andato a farmi refertare all'ospedale Campo San Piero. Oltre alle botte, minacce, anche i danni alle vetrine del locale infrante la sera del 30, al rifiuto del proprietario di versargli da bere, lo sbandato, divenuto aggressivo e violento, si è pure sdraiato a terra davanti al ristorante e così ha replicato anche a San Silvestro alla presenza dei 200 clienti, gettando davanti alle porte del locale questo bidone dell'umido. Io sto uscendo con lo spray al peperoncino, veramente sono amareggiato, tanto. Il ristorante di Serpente tra quelli più colpiti dalla raffica di furti a Mestre. È risaputo che qua ha avuto più di 10 fra tentati e non e riusciti, furti, vandalismi eccetera eccetera. È la zona e quindi è così, adesso io e i miei dipendenti hanno paura anche di fare la chiusura. Qua la sera siamo nel Bronx. A proposito di Bronx, sono state scene molto concitate, quelle vissute la notte di Capodanno a Ponte della Priula, siamo in comune di Susegana nella Marca trevigiana. Ieri vi abbiamo raccontato quelle fasi concitate, questo ragazzo di 18 anni, residente a Montebelluna, sfregiato con un coccio di bottiglia. L'aggressore potrebbe avere le ore contate. Eravamo in casa, ho sentito urla, tante urla, e mi sono affacciato e c'era una scena assurda. C'era una trentina di persone, 20-30 persone in mezzo alla strada che si menavano, lanciavano oggetti, urla, poi hanno iniziato a gridare così lo ammazzano, così muore, sangue. Sono ancora scossi i residenti di via Tempio Votivo a Ponte della Priula dopo il Capodanno ad alta tensione vissuto nei pressi della stazione dei treni con un aggressore ancora a piede libero ma che potrebbe avere le ore contate. Il cerchio si starebbe stringendo su un giovane uomo di origini nordafricane, con i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze e passato al setaccio le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza privati. Si stanno così ricostruendo le fasi che hanno portato allo sfregio di un 18enne italiano di seconda generazione residente a Montebelluna, colpito prima all'orecchio poi in pieno volto con un coccio di bottiglia usato come fendente. Siamo usciti perché questo ragazzo urlavano che stava morendo, quindi ci siamo avvicinati, abbiamo chiamato un'ambulanza, carabinieri che poi erano anche già stati avvisati per provare a vedere, magari prestare il primo soccorso, però è stato difficile anche riuscire a comunicare perché erano agitatissimi. Le tracce rimaste a terra parlano di una traiettoria folle che forse solo per un soffio non si è trasformata in tragedia. La dinamica ricorda da vicino quella che ha portato alla morte di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito a metà dicembre in via Castelmenardo a Treviso. In questo caso però non ci sarebbero sullo sfondo questioni legate alla droga, ma futili motivi, una lite degenerata tra i fumi dell'alcol. Restano la paura e una situazione di degrado più volte segnalata anche nel recente passato. Noi abbiamo 3 figli, siamo in casa, io esco alle 6 del mattino e trovo ancora gente ubriaca che gira per la piazza, il locale è ancora aperto che stanno chiudendo in quel momento, quindi la situazione non è rosea, cioè è abbastanza pericolosa per quel che mi riguarda e da 3 mesi a questa parte
ancora di più. Esasperazione di cui si vuole fare carico l'amministrazione comunale, questa la prima mossa. Noi abbiamo già contattato in maniera informale il gestore e prossimamente lo convocheremo per cercare di capire quali azioni mettere in campo tutti insieme per contrastare questi fenomeni ai quali noi non eravamo assolutamente abituati e che vogliamo respingere con forza. Vi do un aggiornamento di cronaca dal bellunese. La collega Tiziana Bolognani ci riferisce di una valanga a Cortina, quindi c'è stato il distacco di una valanga attorno a Cortina. Nessuna persona però risulterebbe coinvolta. Falco, che è l'elicottero, è rientrato da un sopralluogo aereo da pochi minuti. Chiaramente la notizia è in evoluzione, vi daremo tutti gli aggiornamenti con Tiziana Bolognani, ma rimaniamo sui temi della sicurezza. Vi ricordo che dobbiamo andare ancora a Padova per capire se ci sarà o meno il falò della Befana e come sarà regolato questo grande evento di piazza che solitamente richiama migliaia di visitatori, non solo padovani. Faremo altrettanto con Lucio Zanato, che ci porterà ad Arcade, dove, lo sapete, c'è il Panevin principale del Veneto. Ritorneremo anche sull'altopiano di Asiago con la nostra Vanessa Banzato per fare il punto di una stagione turistica che è da vero e proprio boom, quindi rimanete con noi. Prima però ancora i temi della pubblica sicurezza nella zona di Conegliano, dove è in corso la cosiddetta stretta di Natale che era stata annunciata poco prima delle feste, focus specifico su baby gang e devianza giovanile. Ci sono le pattuglie di controllo di prevenzione generale del territorio che naturalmente vanno a identificare molti giovani nei luoghi di aggregazione, che poi sono quelli che noi abbiamo identificato come i luoghi sensibili. Non c'è solo il Biscione tra le aree maggiormente sorvegliate a Conegliano, dove con le feste si sono intensificati i controlli, soprattutto per arginare il fenomeno delle baby gang. Un'azione non solo preventiva, spiega dalla sala operativa del comando della polizia locale il comandante Claudio Mallamace. Queste pattuglie identificano quelli che poi magari potrebbero essere dei potenziali giovani intemperanti che poi attraverso il sistema di videosorveglianza vengono ripresi e quindi viene dato un nome a dei volti che le telecamere vedono quotidianamente. E ricordiamo che Conegliano ha la stazione ferroviaria che proprio si affaccia sul centro cittadino, quindi è un punto di frequentazione importante, c'è un andarivieni continuo ed è importante anche il traffico ferroviario che sopporta la stazione, quindi la mole di gente che arrivano da ogni dove. Controlli potenziati quindi, anche se sono giorni critici sul fronte del personale. Lo stesso Mallamace non ne fa mistero. L'influenza veramente ci ha decimati, tra l'altro anch'io sono stato recentemente colpito in prima persona, però nonostante questo, con qualche piccola modifica organizzativa, qualche spostamento di riposo eccetera, siamo riusciti comunque a garantire i servizi. Tra questi c'è anche il supporto nei giorni più caldi alla polizia locale di Cortina d'Ampezzo, convenzione che è stata rinnovata in vista delle Olimpiadi 2026. Intanto in centrale operativa sono quasi 300 gli occhi elettronici puntati sull'intera area del Coneglianese, altri ne arriveranno. Anche quest'anno è previsto appunto un'installazione di altri gruppi ottici e andremo a completare quelli che erano i progetti del 2024. Da Conegliano a Pordenone il passo è davvero breve, parliamo di lavoro nero e irregolarità fiscali nei locali appunto di Pordenone. La Guardia di Finanza ha scoperto 4 lavoratori senza contratto e diverse violazioni. Il punto. 4 lavoratori in nero e diverse irregolarità fiscali sono emersi dai controlli della Guardia di Finanza durante la notte di Capodanno nei bar e i chioschi delle piazze principali di Pordenone. Le verifiche hanno portato a sanzioni pesanti e provvedimenti per i titolari delle attività coinvolte. In 2 bar i finanzieri hanno scoperto 4 dipendenti italiani privi di regolare contratto. Per i datori di lavoro è scattata la maxi sanzione con multe comprese tra i 1.950 e 11.700 euro per ciascun lavoratore non dichiarato. Nei chioschi invece sono state riscontrate irregolarità
irregolarità nei registri di cassa, punite con sanzioni pari al 90% dell'imposta dovuta con un minimo di 500 euro. I controlli coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone hanno coinvolto anche i reparti di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, nell'ambito di un piano mirato contro il lavoro irregolare. I dati del 2024 confermano un fenomeno diffuso. Nella provincia di Pordenone sono stati individuati 259 lavoratori in nero e 33 irregolari. Complessivamente sono stati sanzionati 144 datori di lavoro e avanzate 61 richieste di sospensione delle attività. Rimaniamo in Friuli, a Udine, per raccontarvi la storia di un ladro davvero maldestro. Rocambolesco episodio di cronaca avvenuto poco dopo la mezzanotte di Capodanno a Udine, dove, approfittando della confusione della festa creata dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici, un ladro ha tentato il colpo ai danni di una pizzeria. Tutto sarebbe andato per il verso giusto, ma l'incognito è sempre dietro l'angolo e per il provetto Arsenio Lupin non c'è stato lieto fine. Una persona intenta ad ammirare dal suo balcone i fuochi d'artificio, con la coda dell'occhio ha notato qualcosa di strano, un'ombra nel buio della notte a girarsi nei pressi dell'esercizio commerciale, con la stessa entrata all'interno dopo aver forzato l'infisso. Il cittadino ha preso il telefono e attraverso il numero unico di emergenza 112 ha allertato la questura, la quale in pochi minuti ha inviato una pattuglia della volante in servizio nella zona. Gli agenti, una volta dentro la pizzeria, hanno colto sul fatto l'uomo, un 33enne di origine magrebina, già nota alle forze dell'ordine, domiciliato de facto a Maiano ma senza fissa dimora. Prima ha tentato la fuga attraverso il bagno, ma capendo di non avere scampo si è consegnato agli agenti che hanno proceduto al suo arresto. Indagini in corso. Subito a Padova dalla nostra Valentina Visentin con Christian Roque Alende per la parte tecnica. Parliamo dell'Epifania a Padova, della Befana, uno dei riti dei padovani e non solo, perché è un evento che attrae migliaia di visitatori da tutto il Veneto. Ci sono delle importanti novità, degli importanti aggiornamenti, ma ci dice tutto Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, è appena stato svelato il programma per la giornata dell'Epifania qui in Prato della Valle. Come da tradizione ormai per il quarto anno consecutivo sarà una Befana ecologica, quindi all'insegna del rispetto dell'ambiente con poche emissioni. Non ci sarà il tradizionale falò, ma una Befana ecologica, una grande pupazzo, una grande marionetta che girerà per Prato della Valle aspettando tantissimi bambini che sono attesi per un pomeriggio di spettacolo dalle 14:30 alle 17:30. Verranno distribuite 3.600 calzette, ovviamente per i bambini buoni e che si sono comportati bene. Ci saranno tanti spettacoli qui con noi. Prima di far parlare l'assessore Antonio Bressa ai grandi eventi, c'è anche Sara Celeghin che ha organizzato tutte le attività che sono previste per questo pomeriggio, che sancisce anche l'ultima grande evento della città di queste vacanze natalizie. Sì, vi aspetterà quindi una Befanona di 6 metri, una marionetta costruita con materiali di recupero, legno, cartone, stoffa, quei materiali che di solito si bruciavano nel falò e che invece prendono forma artistica e creativa. E poi dalle 14:30 un programma ricchissimo con Blocco Intestinao, che è una marching band che farà scaldare l'ambiente, e poi il concerto dedicato al centenario Disney curato da Dreaming Academy. Befane sui trampoli, befane in bicicletta, befane sui pattini, proprio a creare movimento, divertimento e colore, accompagnate anche da Dr. Clown, un'associazione di volontari ospedalieri meravigliosi che faranno divertire i bambini. Assessore, non mancheranno ovviamente i vigili del fuoco perché sono protagonisti, e poi insomma le volevo chiedere anche dal punto di vista della sicurezza. Quest'anno c'è stata grande attenzione, così come è stato per il concerto di Capodanno, anche per l'Epifania. Sì, allora i vigili del fuoco ci saranno, anche perché la loro partecipazione è uno dei momenti più attesi dai bambini e sarà assolutamente scenografica questa partecipazione anche quest'anno, per cui veramente l'invito, visto questo sforzo corale con l'animazione sul palco, la grande marionetta, i vigili del fuoco, ma anche tutti gli acrobati che ci saranno vestiti da Befana, è di venire a godersi lo spettacolo in piena sicurezza, perché abbiamo pensato proprio a tutti i dettagli, non che ci sia nessun problema particolare o segnali di attenzione da dover mettere al centro del nostro operato, però
Per garantire a tutti che si potrà vivere l'evento in piena serenità, abbiamo previsto ogni accorgimento, dalle barriere per evitare che mezzi non autorizzati possano entrare nell'area dell'evento, al controllo con le forze dell'ordine, il presidio di tutta l'area. Per cui c'è solo da pensare al divertimento, a far passare un bel pomeriggio ai bambini, e noi vi aspettiamo con tante iniziative. Ringraziamo Sara Celeghina e l'assessore Antonio Bressa. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, ai tuoi ospiti, e a Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Fra poco ci collegheremo anche con Arcade per parlare di Panevin, il nodo della sicurezza fondamentale, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo un po' sullo scenario internazionale, e poi ritorneremo sull'altopiano di Asiago per fare il punto della stagione turistica. Ci sarà spazio anche per un punto aggiornato della situazione nel Bellunese, nella montagna bellunese, ma ritorniamo sugli effetti collaterali del Capodanno, effetti collaterali soprattutto per i nostri amici a quattro zampe. Solamente a Trieste la notte di Capodanno si sono persi 16 cani, ma in realtà appelli anche via social per ritrovare animali si stanno moltiplicando proprio in queste ore. Ha percorso i 7 chilometri che separano Domio e Padriciano, uno dei 16 cani fuggiti da casa fra la sera del 31 dicembre e la notte di Capodanno, terrorizzati dai botti. Uno dei 16 animali, allontanatosi tra Altura e Catinara, però non farà ritorno. Purtroppo è stato ritrovato morto dopo essere stato investito. Al momento di altri 2 di essi non si hanno ancora notizie. Non è un bel bilancio, perché il problema è segnalato ogni anno dai veterinari e dai padroni. I cani non resistono allo scoppio di petardi, razzi e via discorrendo. Scappano maschi e femmine. Forse i cani dei cacciatori sono più abituati alle esplosioni, ma rappresentano una minoranza. Scappano a grande velocità e col passare del tempo la stanchezza si fa sentire, consentendo un recupero più facile. Sfinito, l'animale riconosce un aiuto nell'essere umano e vi si affida. Mentre fuori chi crede si diverte con i botti, dentro casa i cani percepiscono un vero e proprio trauma che si manifesta in maniera diversa. Alcuni temporaneamente subiscono fenomeni di incontinenza, quelli che soffrono di disturbi cardiaci possono avere vere e proprie crisi, altri smettono improvvisamente di mangiare. E ci sono poi quelli che pensano che la cosa migliore sia fuggire. Così dunque, dicevamo, questi effetti collaterali del Capodanno, ma ci sono anche altri effetti collaterali. Ritorniamo nella Marca trevigiana, per la precisione sull'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia, che è stato trasformato in una vera e propria discarica. Devo ringraziare D'Arato a Contarina che dopo la segnalazione fatta sono intervenuti subito praticamente, perché come vedete è sparito quasi tutto, ma diciamo tutto. In poche ore Contarina è intervenuta rimuovendo il cumulo di rifiuti, tra cui una lavatrice e un materasso lasciati la notte di Capodanno lungo l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia. Una discarica a cielo aperto che fa arrabbiare ancora di più, vista la presenza a pochi metri dell'ecocentro. Non si capisce proprio perché arrivati qua, invece di conferire i rifiuti all'ecocentro, debbano abbandonarli, ed è continuamente attorno. Oltre al materasso, l'ultimo giorno dell'anno è stata abbandonata anche una lavatrice, riempita poi da chi ha deciso di festeggiare qui la mezzanotte con dei petardi. In modo tale che l'eco fosse notevole e poi l'elettrodomestico rimbalzasse per forza, perché ed è stata portata via. Potrebbe essere stato proprio lo spavento provocato dal fragore dei botti a causare la morte di una lepre rinvenuta senza vita tra la vegetazione. Vittore Trabucco conosce bene quest'area, come conosce bene le cattive abitudini di alcuni cittadini che scelgono questi luoghi per abbandonare i propri rifiuti domestici, ma anche elettrodomestici e scarti di lavorazione industriale. Uno scempio in un luogo dal grande valore naturalistico, oltre che essere frequentato dagli amanti del cicloturismo. Che questa zona è frequentatissima da escursionisti di tutta Europa. Tra l'altro la Treviso-Ostiglia è più conosciuta quasi all'estero che non qua da noi, come succede tante volte, e arrivano
qua e il biglietto da visita è bruttissimo, insomma. Tanti poi si fermano qua per parcheggiare e partire per le loro escursioni e vedere ste robe qua, insomma, non è tanto bello. Una soluzione agli ecovandali potrebbe essere l'installazione di telecamere. L'ho chiesto da diversi anni ormai, una qua andrebbe benissimo perché li prendi ed ecco che in qualche maniera potrebbero essere perseguiti. Ecco, vi ho dato prima la notizia di una slavina a Cortina, ce l'aveva riferito la nostra Tiziana Bolognani, c'è anche un'agenzia, vi do quindi ulteriori dettagli. Una piccola slavina di neve artificiale staccatasi da un accumulo in quota è scesa stamane sulla pista Labirinti in Tofana, tracciato chiuso agli sciatori in questi giorni, fortunatamente chiuso. Sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza per verificare l'eventuale presenza di persone che al momento sembra esclusa, proprio come ci aveva aggiornato la nostra Tiziana Bolognani. Sono al vaglio le cause del distacco che si presume possa essere stato provocato dal passaggio di alcuni sciatori. Sul posto ha operato anche l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, quindi scampato pericolo, ma ulteriori verifiche sono in corso. Chiaramente non si può lasciare nulla di intentato e quindi si sta capendo, dopo una prima ricognizione che ha avuto esito negativo, se appunto ci siano delle persone rimaste coinvolte. Quindi siamo in Tofana sulla pista Labirinti a Cortina. I temi della salute ci portano a Padova, perché la salute dei padovani è finita sotto la lente di ingrandimento dell'Istituto Superiore di Sanità per analizzare stili di vita e fattori di rischio. 200 cittadini padovani verranno selezionati per partecipare a check-up gratuiti. Padova è stata l'unica città veneta inserita nell'inchiesta dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che sono da anni impegnati nella sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie non trasmissibili e nella ricerca delle cause che le determinano, anche attraverso la conduzione di indagini volte a descrivere lo stato di salute della popolazione adulta in Italia. Nel 2023 è stata avviata una nuova indagine che si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili come ipertensione arteriosa, obesità o diabete e la prevalenza di alcune condizioni. L'indagine si svolge in diverse regioni italiane e per il Veneto il comune di Padova è stato prescelto per partecipare a questa nuova indagine, che è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e che viene svolta qui a Padova con la collaborazione dell'azienda ospedaliera. A partire da gennaio 2025 uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti del comune di Padova, riceveranno l'invito a partecipare all'indagine mediante una lettera. Le persone che ne prenderanno parte, il campione sarà di 200, vengono sottoposte gratuitamente ad esami e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha invitato i suoi concittadini selezionati ad aderire all'iniziativa, vista l'importanza dell'indagine. Rimaniamo sui temi della sanità, ma ritorniamo a Cortina, dove c'è stata una donazione che fa bene al cuore, è proprio il caso di dirlo. 20 anni fa a Cortina nascevano 140 bambini ogni anno, oggi sono solo 20. C'è un unico asilo e a gestirlo è la parrocchia. Tra nido e materna ci sono 90 bambini con 17 operatori. Lo Sci Club 18 ha donato loro un defibrillatore, un gesto che fa parte dei tanti in cui lo Sci Club 18 si impegna, visto che ogni anno nell'arco alpino veneto fa interventi per oltre 60.000 euro. Siamo attivi da circa 20 anni con delle supportiamo o attraverso donazioni o attraverso affiancamenti, attività legate al mondo dei disabili, al mondo delle persone che hanno avuto meno fortuna ed è tutto legato al mondo della montagna e degli sport invernali. Noi speriamo di non usarlo mai, sia per il personale sia per i bambini che sono qua. Però l'idea di prevenzione, di essere pronti, di assicurare in caso di pericolo, di qualche evenienza, un'assistenza immediata, per noi è una cosa molto importante, avendo poi a che fare con bambini ancora di più. L'ULSS 1 Dolomiti ha formato gli operatori
e pur sperando non debba mai servire, tutte le 17 persone che lavorano nell'asilo oggi sono in grado di utilizzare lo strumento ora in loro dotazione. La donazione di un defibrillatore è importante sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale, perché l'obiettivo che ci siamo posti, in particolare in quest'ambito dell'urgenza e dell'emergenza, è proprio quello di diffondere la cultura del primo soccorso, cioè di formare le persone ad attivare quelle che sono quelle prime misure che possono salvare la vita di una persona in situazione di emergenza. Poco fa in diretta l'assessore al commercio e agli eventi del comune di Padova ci ha riferito che non ci sarà nessun falò in occasione dell'Epifania della Befana, mentre la tradizione è salva, sembra salva ad Arcade che come sapete è il luogo simbolo dei panevin, il panevin più importante della Marca Trevigiana e del Veneto intero, un evento che richiama migliaia di persone non solo da Arcade, un evento che si svolgerà nella massima sicurezza, ma ci racconta tutto, lo vedo pronto collegato il nostro Lucio Zanato proprio da Arcade. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete alle mie spalle i 9 metri, oltre 9 metri di altezza del Panevin qui ad Arcade, sono con il capogruppo Rolando Migotto e sono con il sindaco Domenico Presti. Allora sono attese circa 10.000 persone, vi dico subito che noi seguiremo l'accensione della pira domenica sera dalle 21 e prima dalle 19.30 saremo nella pira più alta della Marca che è ad Asolo, ma questo magari lo racconteremo anche nei prossimi giorni. Siamo venuti qui intanto per sentire dal sindaco Presti la sicurezza attorno a questa pira, però partiamo con gli alpini, perché gli alpini hanno sempre una prevalenza e anche perché oltre un centinaio di persone hanno lavorato per questo Panevin. Certo, siamo un bel gruppone, buongiorno a tutti. Quindi abbiamo questi 9 metri di diametro per 9,5 circa di altezza, un centinaio, come dicevamo, di volontari che tutti sanno bene il proprio compito, quindi in 3 giorni cominciamo da metà dicembre a mettere sul palo così tutti vedono che si comincia. Dopo il giorno di Santo Stefano tutti hanno i propri mezzi, tutti a proprio carico delle spese, portiamo la legna in piazza e cominciamo a costruire questa pira. Ecco, una pira fatta esclusivamente di legname. Legna di potature di vite, esclusivamente, perché negli anni scorsi avevamo visto che un po' in giro dappertutto cercano di buttare su quello che si accantona nell'arco dell'anno e dopo invece qua no, siamo tassativamente solo legna, anche se c'è un pezzettino di plastica lo tiriamo fuori, quindi da quel lato là... Anche perché gli alpini ci tengono a tenere bene tutto quanto. Certo. Va detto un'altra cosa, che qui comunque si accenderà indipendentemente dalla situazione, mentre Treviso sta attendendo le rilevazioni dell'ARPA per le 5 richieste che sono arrivate al sindaco Conte e lo sentiremo nel pomeriggio se a Treviso si accenderà o meno. Qui invece il sindaco Nico Presti da tempo ha fatto una scelta, ovvero quella di spegnere i panevini tutti intorno e raggrupparli tutti qua. Buongiorno ai telespettatori. Certo Lucio, sì, sicuramente ne avevamo molti di più. Parliamo del 2010 quando è iniziato, c'erano anche alcune contrade che avevano lo Panevin, abbiamo deciso invece di tenerne uno unico e solo, che è questo, che è quello della tradizione per eccellenza, che è il Panevin poi dei trevisani o trevigiani, e non solo, penso che noi abbiamo presenze che vengono da tutte le province del Veneto, quindi di questa cosa andiamo fieri e orgogliosi qui ad Arcade. Ecco, siamo venuti qui per capire invece il dispositivo di sicurezza, perché 10.000 persone in un unico punto, dopo quello che abbiamo visto nelle scorse settimane in giro per il mondo, qualche dubbio potrebbe sorgere in termini di sicurezza. Se arriva un matto con la macchina qui, cosa succede?
Allora, noi prima ancora all'attentato della Germania mi aveva appunto chiesto il nostro capogruppo se avessimo dovuto mettere i mezzi di traverso e avevo già detto di sì. Alla luce di quello che è accaduto tra New Orleans, Germania e Italia, abbiamo alzato di molto l'asticella della sicurezza, quindi avremo un prefiltro all'ingresso dove ci sono deviazioni con volontari e transenne, abbiamo un filtro fisico con i mezzi pesanti e abbiamo un altro filtro praticamente finale all'ingresso della piazza dato dalle forze di polizia armate che presidiano tutti gli ingressi della piazza, che ricordo per noi ne abbiamo 6. E voglio ringraziare il prefetto, il questore e il comandante dei carabinieri per avermi accordato un aumento di uomini per le forze di polizia, perché quest'anno deve essere un Panevin più che blindato, più che sicuro. Quindi invito tutti coloro che vogliono venire a venire qui con estrema tranquillità e sicurezza, perché vedete comunque che la festa sarà comunque più bella che mai e sicura. Ecco, poi tra l'altro lei oggi ha appena firmato un'ordinanza. Ho firmato un'ordinanza che gli altri anni non facevamo, prima facevamo un passaparola con i nostri baristi di non vendere bottiglie di vetro, quindi non si vendono bottiglie di vetro, il vetro in piazza non verrà introdotto perché è vietato, anche oggetti di vetro, non vorrò nemmeno che venga introdotto per ordinanza nessun botto all'interno della piazza fino dalle 18, fino a quando la festa è finita, e non voglio nemmeno spray urticanti di nessun tipo. Ecco, spray urticanti importanti, perché abbiamo visto cosa è successo a Torino qualche anno fa. Esatto, lo vogliamo evitare in maniera più assoluta, perché con un assembramento così importante e così fitto qui nella piazza non ci possiamo permettere nessun tipo di disturbo da nessuna parte. Ecco, però per le donne che dicono io lo spray lo tengo in borsetta per evitare malintenzionati, qui invece ci sarà un presidio anche all'interno tra la gente. Allora, la borsetta deve stare ben chiusa della donna se ha lo spray urticante. Noi avremo all'interno della piazza, oltre ad avere parecchi uomini in divisa di polizia locale e carabinieri, avremo anche sparsi per il territorio circa 70 volontari, dati da ANC, dati dal servizio CERT di Treviso e dati da gruppi alpini qua di Nervesa, Volpago, Ponzano e mi pare sia anche Giavera e oltre l'Arcade all'interno della piazza. Quindi diciamo un Panevin più che sicuro per vivere insieme questo rito e poi per guardare anche dove andranno le faville. Beh, io mi auguro che questo Panevin sia più bello che mai, oltre che sicuro, e auspichiamo anche che ci sia anche, comunque abbiamo visto gli altri anni che sembra mattina, chissà che arrivi anche un'annata che va a sera. Bene, allora io direi che abbiamo già detto tutto, il resto ve lo raccontiamo nel TG della sera. E un'ultima cosa, quest'anno niente parole attorno al fuoco, perché voi sapete che un'altra delle particolarità degli alpini è che prima che si accenda il Panevin qui ad Arcade c'è il rito di questo premio letterario che però quest'anno qui non fate, perché? Allora, quest'anno il premio letterario Parole attorno al fuoco compie 30 anni, quindi abbiamo cambiato location, invece di farlo qui in chiesa ad Arcade, che non manca niente nel senso come bellezza, no? Però lo portiamo a Treviso in modo che sia più presidiato anche o che vengano altre più persone, insomma. Quindi Santa Caterina. Santa Caterina, Museo Santa Caterina, sabato 11 alle ore 15, e ci saranno queste premiazioni dei 3 vincitori, uno primo, secondo e terzo, e 7 segnalati più i 2 premi speciali. Ecco, voi avete avuto tante adesioni anche quest'anno? Una 70 di racconti arrivati da tutta Italia ed anche da fuori Italia. Oltre confine. Allora, l'11 per gli alpini con Parole attorno al fuoco, domenica 5 alla sera qui dalle 21 con il sindaco e tutti quanti, e naturalmente noi seguiremo le cose. A te, Cristian. Assolutamente, Lucio, grazie infinite a te e ai tuoi ospiti da Arcade. Vi do un'ultima ora di cronaca sul posto. Stanno giungendo Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto a Trevignano, un incidente stradale particolarmente grave in via Madonnette, Trevignano, quindi siamo nella Marca trevigiana, un furgone e 3 auto i mezzi coinvolti. Le operazioni
di soccorso da parte di forze dell'ordine, operatori del SUEM, vigili del fuoco sono in corso. Forse riusciremo a collegarci già nel corso di questa edizione con Trevignano. Sicuramente riusciremo a collegarci con la nostra Vanessa Banzato dall'altopiano di Asiago, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta Focus TG, tutta la cronaca dal nord-est. In questo primo venerdì del 2025 vi abbiamo raccontato già numerosi fatti di cronaca sul posto. Vi ricordo, a Trevignano stanno arrivando Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, sono in corso delle operazioni di soccorso, un incidente stradale in via Madonnette particolarmente grave, coinvolti 4 mezzi, 3 auto e un furgone. Vi abbiamo poi raccontato della notte di mobilitazione a Rosà per un incendio. Abbiamo fatto il punto della sicurezza a Treviso, l'appello di fatto congiunto tra Mario Conte e Luca Zaia al governo per aumentare le forze dell'ordine anche dopo i fatti di via Castelmenardo a Treviso con la morte di Francesco Favaretto, 22 anni, appena aggredito da una baby gang. Insomma, tanti i temi, poi anche quelli dei Panevin. Siamo stati ad Arcade il Panevin si terrà nella massima sicurezza, mentre non ci sarà nessun falò, ma sarà ugualmente festa a Padova per i festeggiamenti dell'Epifania. La vedo pronta dall'altopiano di Asiago, ma già ve lo avevo preannunciato, la nostra Vanessa Banzato. Prima l'abbiamo vista a Gaglio per la riapertura di un'arteria fondamentale per il traffico dell'altopiano. Ora con Vanessa facciamo il punto di questa stagione invernale che sembra partita con il botto. Vanessa, buongiorno di nuovo. Buongiorno nuovamente a te Christian. Restiamo, come hai accennato tu poco fa, sull'altopiano. Siamo proprio in centro ad Asiago, è passata da poco l'una e guardate quanta gente c'è ancora in centro. Con me la vice sindaca Ludovica Tondello, che tra l'altro è anche assessora alla promozione turistica, e non potevamo che trovare persona migliore per fare un po' il polso della situazione e capire che quest'anno, come ci ha detto anche fuori dal microfono, le cose in questi giorni di vacanze invernali, le cose stanno andando davvero bene. Sì, buongiorno a tutti. Appunto, come abbiamo accennato, già dalla giornata del 26 dicembre sono iniziati gli arrivi, che sono aumentati in modo graduale nei giorni successivi fino appunto a riempire le nostre piazze e la nostra intera città. Tra l'altro non soltanto la città, poi parleremo meglio dei mercatini, perché anche chi ama sciare e viene appunto da Asiago soprattutto per sciare ha avuto la possibilità di usare le vostre piste. Assolutamente, con la nevicata del Ponte dell'Immacolata ha permesso appunto alla nostra stagione sciistica di partire alla grande. Nel nostro impianto sportivo del Caberlaba ci sono ben oltre 40 centimetri di neve che hanno permesso appunto ai nostri turisti, ai nostri cittadini di sciare per tutto il periodo invernale, ma non solo, perché gli impianti del golf sono stati anch'essi battuti perfettamente, quindi anche chi vuole praticare fondo ha potuto farlo. Ecco, e qui in centro insomma le casette, i mercatini che hanno riscosso enorme successo. Assolutamente, i mercatini hanno aperto già nel weekend del 9 dicembre e poi in modo continuativo tutti i giorni dal Ponte dell'Immacolata, e hanno riscosso grande successo proprio perché sono composti da 30 casette che si dilungano tra la piazza Carli e la piazza Secondo Risorgimento, e quest'anno per la prima volta abbiamo 4 nuovi espositori che sono tutti artigiani e lavorano qui sul posto poi gli articoli che vanno a vendere, quindi artigiani del legno, artigiani del vetro, della lana o della pelle. Quindi un'offerta in più, un'offerta ulteriore ai turisti che ancora una volta hanno scelto Asiago come meta.
Sì, un'offerta appunto di svago questa, che però si collega alle offerte culturali o di intrattenimento che sono state appunto proposte per tutto il periodo invernale, come la nostra nuova mostra presso il Museo Le Carceri sulla storia della street art mondiale dagli anni 60 fino ad oggi. E adesso l'ultimo passo è l'Epifania, quindi si attende questa Befana. Esattamente, abbiamo l'ultimo weekend fino ad arrivare appunto al lunedì, giorno dell'Epifania. Anche in questi giorni ci sono varie proposte culturali, di intrattenimento, fino al giorno della Befana, dove ci saranno qui in centro le Befane che daranno i dolcetti ai bambini. Un'ultima battuta da non scordare anche proprio che a sottolineare questi flussi turistici importanti sono stati anche i titolari di alberghi, ristoranti e quant'altro, albergatori, ristoratori, che hanno potuto confermare questa cosa. Esattamente, abbiamo fatto il punto proprio con albergatori, esercenti, commercianti, e anche essi hanno appunto affermato il grande flusso turistico che si è verificato durante queste vacanze invernali. Insomma, arrivederci per l'inverno prossimo, e da Asiago è tutto. Vanessa, grazie infinite a te e Andrea Benetti per la parte tecnica. A proposito di turismo, di flussi importanti verso la montagna veneta, cambiamo location, andiamo a Cortina con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Sono stati un Natale e un Capodanno da tutto esaurito, a dispetto della poca neve, quelli appena vissuti da Cortina. Soddisfatti gli albergatori? È andata bene, molto bene. Sinceramente siamo molto contenti. La gente c'è stata, anche tanti stranieri. Abbiamo avuto per fortuna un po' più di dolore degli italiani, che è stata una cosa molto importante, e siamo contenti sinceramente. Abbiamo adesso, oggi e domani abbiamo un cambio generazionale, ritornano gli italiani, perché normalmente gli italiani con i prezzi un po' che scendono si fanno risentire, però siamo contenti. A Cortina però rimangono chiusi alcuni degli alberghi più prestigiosi, ancora in ristrutturazione, e la loro riapertura potrebbe anche non avvenire prima delle Olimpiadi, che anzi sembrerebbero non essere un volano in vista del turismo del 2026. Diciamo che abbiamo il Cristallo che dovrebbe aprire nel 26-27, almeno quello di sicuro. Passerà di sicuro le Olimpiadi, che non le riesce a fare. Poi abbiamo il Bellevue che aprirà nel 2027-28. Abbiamo anche forse il nuovo albergo che stanno facendo, hanno fatto dei grossi Lampezzo, hanno fatto dei grossi passi avanti, vorrebbero essere aperti pure per le Olimpiadi, ma questo lo vedo un po' difficile, però se lo fanno ben venga. Però diciamo che loro si portano appresso anche i loro clienti, una parte, e poi questo innalzerà indubbiamente l'offerta di Cortina, quello sono d'accordo, però speriamo bene. Così dunque la fotografia dalla montagna veneta, da Asiago a Cortina. Noi adesso ci occupiamo di temi amministrativi, andiamo a Vicenza città, dove l'amministrazione comunale guarda al futuro e alle opere che cambieranno il volto del capoluogo berico entro il 2026. È corsa contro il tempo per ultimare le opere finanziate dal PNRR. A oggi sono 33 i cantieri conclusi su 58. Luisa Bertini. 33 i cantieri conclusi su 58 e il resto dei lavori già avviati. È il bilancio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR in capo al servizio mobilità, infrastrutture, lavori pubblici. 48 milioni e 175 mila euro da PNRR, con un cofinanziamento da 4 milioni di euro con cui l'amministrazione comunale ha fatto fronte per coprire gli extracosti. 10 quelli ancora da avviare e concludere entro la scadenza del giugno 2026. C'è soddisfazione perché chiaramente tutti i cantieri non potevano partire contemporaneamente, anche perché la forza anche degli uffici tecnici sostanzialmente è quella, e per seguire bene un cantiere abbiamo bisogno anche del tempo, sia per farlo partire che per seguirlo durante i lavori. Una complessità di gestione, soprattutto nell'accavallamento dei cantieri, specie quelli che insistono sull'area di Campomarzo, che conta 9 progetti PNRR, un progetto comunale in Piazzale De Gasperi e l'arrivo del cantiere della TAV, area in cui partirà nei prossimi mesi la riqualificazione di Viale Roma.
Una delle nostre preoccupazioni riguardo l'ampliamento del marciapiede su Viale Roma, che comportava la riduzione della sede carabile a 2 sole corsie, riguardava appunto l'avvio dei lavori all'autostazione per i lavori della TAV, che rischiavano di portare via le pensiline per la sosta dei bus per i capolinea, e quindi noi avevamo bisogno di alcune rassicurazioni da parte di Ricav sul fatto che gli attuali capolinea in Viale Roma non fossero necessari, perché nel momento in cui andavamo ad ampliare il marciapiede e ridurre la sede stradale, quello spazio di sosta sarebbe stato compromesso. Quindi abbiamo atteso anche per avere rassicurazioni in questo senso, che ci sono arrivate, quindi con l'inizio del 25, nei primi mesi del 25, anche i lavori su Viale Roma avranno inizio. Prossimi mesi che vedranno, tra gli altri, il completamento della riqualificazione del parco di Villa Bedin Aldighieri, dello stralcio 1 della ciclabile di Casale e la riconversione degli spazi della scuola da Feltre. Si concluderanno nel corso dell'anno anche i lavori in Viale Verdi, ai nidi San Lazzaro e Piarda e alle ciclabili della zona dello stadio e verso Torri di Quartesolo. Entreranno nel vivo i cantieri per i nuovi spogliatoi del Palazzetto dello Sport, la riqualificazione di Campomarzo Est, la copertura dell'ex Scuola Giusti, gli ultimi interventi a Palazzo Chiericati. 2025 che è anche anno giubilare, un giubileo che non coinvolge soltanto Roma, il Vaticano, ma anche altri luoghi importanti per la fede cattolica, il caso della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Questo pellegrinaggio che ci farà sostare in alcuni punti molto significativi proprio per pregare con le parole di Sant'Antonio. Si è aperto ufficialmente con l'anno nuovo il cammino del Giubileo nella Basilica di Sant'Antonio. Il canto del Veni Creator ha accompagnato padre Antonio Ramina nell'itinerario che la comunità dei frati ha proposto ai pellegrini che entreranno in Basilica in questo anno di grazia. Sono 10 le tappe dedicate a tutti i fedeli che partiranno dal cuore della Basilica, l'Arca del Santo. Raccoglimento in preghiera attraverso una guida stampata in 7 lingue che il rettore della Basilica ha annunciato e spiegato al termine della messa solenne celebrata il 1° gennaio. La guida sarà disponibile gratuitamente all'ingresso del santuario durante l'anno santo. Allora, prima di andare in pubblicità per qualche istante vi confermo l'incidente che si è registrato in via Madonnette a Trevignano, siamo in provincia di Treviso, è particolarmente grave, coinvolti più mezzi, sul posto si sta recando la nostra Daniela Sizzi e forse saremo in grado di collegarci con lei, Nicoletta Rizzetto, entro la fine di questa edizione. Adesso la pubblicità, fra qualche minuto ritorniamo in diretta. Di nuovo in diretta Focus TG in attesa di darvi ulteriori dettagli sull'incidente di Trevignano. Ritorniamo al Capodanno, al bilancio del Capodanno tra riti e sicurezza. Al Lido di Venezia in 2000 persone hanno dato il benvenuto al 2025 sulla spiaggia con l'ormai classico tradizionale bagno degli ibernisti. Il gelido bagno in acqua degli ibernisti ha festeggiato come tradizione sulla spiaggia del Lido di Venezia l'arrivo del 2025. La 44esima edizione degli auguri di Capodanno sulla spiaggia del Blue Moon ha visto la partecipazione di ben 2000 persone per applaudire il coraggio di 90 ibernisti, 50 uomini e 40 donne, che hanno sfidato le fredde acque dell'Adriatico, 8 gradi la temperatura dell'acqua, 6 quella dell'aria, che si sono immersi in mare. L'organizzazione è stata della Protezione Civile del Lido, grazie al sostegno di Vera, braccio operativo del comune, e di altre associazioni. I volontari hanno poi preparato e cucinato per tutti 300 cotechini e 80 kg di lenticchie, serviti in riva al mare. Volevo ringraziare il nostro mentore, il dottor Piero Rosasalva di Vela, che ci segue da moltissimi anni, la partecipazione del comune
e Venezia Spiagge insieme agli ibernisti, insieme all'Associazione Nucleo di Protezione Civile del Lido, per festeggiare il nuovo anno con un bel bagno in acqua fresca e cotechino e lenticchie. Anche da qui è partito un appello per la scarcerazione immediata della giornalista italiana Cecilia Sala, ancora detenuta a Teheran. A lanciarlo il giornalista Claudio Locatelli di Fanpage, anche lui arrestato più volte in passato dal regime. Mi sono immerso qua anch'io oggi per dedicarlo a Cecilia Sala, che in questo momento si trova nelle carceri iraniane. Speriamo che anche il bagno di quest'anno, propiziatorio si dice qua nella tradizione veneziana, porti un'ulteriore attenzione al caso di Cecilia. Il bernista è arrivato da più lontano, in Laguna. Quest'anno è stata una giovane mamma di Stoccarda, premiata con il figlio. Quest'ultimo, 19 anni, è stato il più giovane a fare il bagno. Da Padova è invece giunto Adriano Boldrin, 74 anni, il veterano dei bagnanti. Continua così una tradizione inventata nel 1978 dall'avvocato Francesco Mario Delia con l'associazione Venezia Libera. Dobbiamo ringraziare gli organizzatori del luogo perché come sempre sono bravi e la fortuna è di trovarci sempre qui. Auguri a tutti. Nel 1978 sono stato io a ideare, inventare e organizzare la prima edizione del bagno degli ibernisti. Logicamente non ero solo, sono stato aiutato dai soci del Club Nautico San Marco. Questo è il pensiero del Lido di Venezia per Cecilia Sala, questa l'apertura dell'ANSA IT il 15 gennaio, l'udienza sulla richiesta dei domiciliari per Abedini. Come sapete le due vicende sono collegate, fissata dalla Corte d'Appello di Milano. Pregherò per Cecilia Sala e per me, ha detto l'ingegnere iraniano al proprio legale durante il colloquio, vicenda che tiene banco ovviamente quella di Cecilia Sala a livello nazionale e internazionale, non potrebbe essere altrimenti. Noi rimaniamo a Venezia per il Capodanno, che è stato semplicemente uno spettacolo, soprattutto a Venezia città. A Venezia in 40.000 hanno atteso il 2025 con gli occhi rivolti verso il cielo per godersi lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che, riflettendosi sulla laguna, hanno regalato luci e magia. In 10.000 invece hanno festeggiato il nuovo anno in piazza Ferreto a Mestre, tra canti e balli, davanti al palco dove i talenti di Virgin Radio hanno animato con tanta musica la serata fino a notte inoltrata. Grande è stato l'impegno del comune con il braccio operativo di Vera per la buona riuscita delle manifestazioni diffuse sul territorio comunale. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati nell'organizzazione, parlando di grande gioco di squadra. Abbiamo vissuto dei fuochi d'artificio spettacolari con decine di migliaia di persone entusiaste ma ordinate, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine che ribadisco e della prefettura che ribadisco. Voglio ringraziare a nome di tutti. A Venezia la scenografia non ha tradito le attese. Alla mezzanotte il tradizionale appuntamento dei fuochi d'artificio che hanno illuminato il bacino di San Marco, dando così il benvenuto al 2025 per una quindicina di minuti, a flusso e deflusso regolati nell'area delimitata, dove fin dalla prima serata attraverso varchi d'accesso sono stati effettuati i controlli di sicurezza. 300 le persone messe in campo da Vera, 140 gli agenti della polizia locale, una sessantina gli addetti di Veritas per mantenere pulita la città, potenziati i servizi sanitari di pronto soccorso e i collegamenti al CTV. Allora, ho Daniela Sizzia collegata al telefono, è appena arrivata sul posto in via Madonnette a Trevignano, è così Daniela? Sì, buongiorno Cristian. Sì, l'incidente è avvenuto tra via Madonnette e via Roma. Una persona è deceduta, si tratta di una donna e ci sono almeno 3 feriti. Ci sono 3 auto coinvolte più un furgone. Una dinamica davvero tragica. In realtà c'era stato un tamponamento senza feriti
in via Madonnette e poi in via Roma c'è stato un successivo incidente grave tra un'auto e il furgone ha oltrepassato l'incrocio finendo addosso ad una delle vittime del primo incidente del tamponamento, che non si era fatta praticamente niente, era fuori dall'auto, è stata travolta e investita dal furgone. Qui ci sono 4 volanti, 4 gazzelle dei carabinieri, 4 auto, ci sono 2 mezzi dei vigili del fuoco, l'auto è stata chiusa ovviamente per permettere anche la rimozione dei mezzi incidentati. I 3 feriti, almeno 3 feriti, sono stati portati via in ambulanza da poco tempo, mentre purtroppo il corpo della donna coperto da un lenzuolo è ancora qui sul posto. Si sono radunati i parenti, gli amici, ci sono ovviamente ancora le persone coinvolte. Allora Daniela, io ti ringrazio davvero, era importante dare questa notizia tempestivamente. Grazie a Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto, che sono arrivate proprio adesso sul posto, quindi vi possiamo confermare purtroppo che c'è una vittima. La Nossi apre nel peggiore dei modi per la Marca Trevigiana, che già nel 2024 aveva segnato un tragico record di mortalità, di tasso di mortalità sulle strade provinciali. Allora, sono le 13:28, abbiamo ancora tempo per raccontarvi della Venice Marathon. Non c'è solo la grande maratona di ottobre, che ha visto al via 15.000 partecipanti da tutto il mondo e rappresenta sicuramente l'evento principe e principale dell'anno. Per Venice Marathon il 2024 appena concluso è stato un anno trionfale, 15 manifestazioni organizzate da aprile a novembre, 45.000 atleti ed atlete partecipanti, così come è stato straordinario il risultato della raccolta fondi a scopo benefico, che ha superato i 155.000 euro. Risultati al top, per i quali Venice Marathon ha voluto premiare con grande sensibilità e con una targa le 42 società sportive che hanno collaborato all'organizzazione, ma anche le istituzioni e i comuni coinvolti. È stata anche l'occasione al centro commerciale Le Porte di Mestre per festeggiare insieme e portare a conoscenza alla platea alcune storie di impegno e tenacia sportive davvero sorprendenti. La serata, aperta dai saluti del presidente di Venice Marathon Piero Rosa Sarva e del vice sindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello, ha regalato sorprese e tante emozioni. A tutti è arrivata una semplice parola: grazie. È un bellissimo momento di aggregazione, di festa e di integrazione con il territorio. Avere tutte le città sportive qui per noi è veramente un orgoglio e un onore. Gli auguri li facciamo alla Venice Marathon, che il prossimo anno compie 39 anni, ma che ad oggi ha già più di 2.000 iscritti, quindi puntiamo sempre a battere ogni record ogni anno. È bello vedere come c'è sempre grande partecipazione di tutte le società del territorio. Io faccio anche un augurio di pace che possa rendere più sereno tutto quello che è l'ambiente, e così poi saremo anche noi più sereni nel fare l'attività sportiva, nella pratica, e anche, consentitemene dirlo, a tutte le società che svolgono attività per i disabili, come abbiamo visto questa sera, che abbiamo premiato, e a cui faccio l'augurio di proseguire la loro attività con la massima efficacia. Grazie a Tony Esposito e Andrea Basso dalla regia, grazie ovviamente a tutti voi per la cortese attenzione. Rientriamo in diretta con l'informazione questa sera con TG Bassano e Vicenza. Grazie davvero, buon proseguimento.